Lorena Puppo si era coricata a letto, forse per riposare. La certezza è che Giuseppe Santarosa si è avvicinato e l'ha soffocata con un cuscino. I carabinieri stanno cercando di ricostruire minuto per minuto la tragedia che si è consumata ieri tra le 14 e le 15 in una casetta a 2 piani in via Roma Fossalta di Portogruaro. Un delitto d'impeto, forse provocato da un raptus di gelosia. Il 55enne vigilante alla San Marco Gas, prima di togliersi la vita tagliandosi la gola con un taglierino, ha chiamato la nipote con la quale lui e la moglie avevano un rapporto stretto. Poche parole, vieni qui, ho fatto uno sbaglio. E poi la cronaca di un dramma che nessuno si aspettava potesse accadere. I 2 corpi, lei sul letto, lui a terra nella stessa camera. Il sostituto procuratore che coordina le indagini, Marco Faionne, in queste ore affiderà l'incarico per l'esame autoptico sui 2 corpi. Un gesto che i familiari definiscono inspiegabile. La mattina i coniugi erano andati assieme a fare la spesa, poi l'epilogo tragico dopo pranzo. Ieri sono arrivati i familiari, sconcertato il nipote Ivan. Non ti sei fatto un'idea venendo qua? No, non ci credo ancora. Non riesce a darsi pace il datore di lavoro di Lorena che l'aveva vista solo qualche ora prima. Che mi fosse caduto il mondo addosso, Era impensabile. tranquilla. Tutti e due si amavano, non so cosa può essere successo. Non si capacita il collega di lavoro di Giuseppe. Non l'ho visto, ero tranquillo. Mi dispiace anche che non doveva fare questi gesti qua. Tranquillo, non gli ha mai detto che aveva un problema. Sorridente, no, sono andato a trovarlo e lui faceva un doppio lavoro, faceva il meccanico anche. Faceva anche il meccanico? Meccanico, sì. Dove? Sempre qua nella zona? A San Giorgio, a Tagliamento. Ma l'ho visto sorridente, abbiamo parlato un pochettino e poi sono andato via. Le indagini del nucleo investigativo dei Carabinieri di Venezia dovranno dare una risposta alle domande che in paesi tutti si fanno. Perché? Una coppia schiva, dicono, ma mai un litigio, almeno questo, fuori dalle mura domestiche. Io posso dire 2 persone calme, tranquille, di una certa serenità che anche Mai, per noi... e mai le avete sentite litigare? O... No, no. Erano persone che stavano molto nel loro, tutto lì, tutto qua. Cose brutte in paesi piccoli che succede anche questo, soprattutto dopo i 2 anni in cui siamo stati catapultati tutti, no? Il paese è sotto shock, la casa è sotto sequestro e le salme dei 2 coniugi si trovano nell'obitorio dell'ospedale di Portogruaro a disposizione dell'autorità giudiziaria.